Un paziente mi chiede come comportarsi in caso di dolore toracico. Innanzitutto il dolore toracico può avere mille cause, da quelle di tipo articolare e muscolare a quelle interne e viscerali. Quello che noi preoccupa è soprattutto, ovviamente, da cardiologi, il dolore cardiaco. Il dolore cardiaco può avere delle caratteristiche particolari, nel senso è un dolore continuo, aggravativo, molto spesso viene rappresentato come una morsa che stringe al petto e che non di rado si radia al giugulo e all'arto superiore sinistro. Ebbene, in caso questo sintomo compaia, innanzitutto bisogna rivolgersi al più presto ad una struttura sanitaria, che può essere il medico di base, qualora facilmente raggiungibile, oppure le strutture ospedaliere. Nel caso il primo contatto con il medico di base confermi il sospetto di un dolore cardiaco, è importante non mobilizzare il paziente con mezzi propri, ma chiamare prontamente il 118. Un trasporto in sicurezza è fondamentale per arrivare in maniera tranquilla o quantomeno assistita in pronto soccorso o direttamente in unità coronarica. A questo proposito, per molti pazienti, le ambulanze sono in grado di eseguire un elettrocardiogramma anche a domicilio dello stesso paziente. Questo elettrocardiogramma viene trasmesso direttamente in unità coronarica e noi possiamo identificare già a casa del paziente o durante il trasporto in ambulanza se si tratta di un infarto miocardico acuto. In questo caso il tempo, come si dice, è muscolo, è vita, per cui il paziente non transita nemmeno dal pronto soccorso, arriva direttamente in unità coronarica per eseguire quella procedura che volgarmente è definita palloncino, ma che ovviamente con un termine tecnico noi chiamiamo angioplastica coronarica. Si tratta di arrivare rapidamente con dei cateteri per via radiale o femorale al cuore, introdurre delle strumentazioni, filo guida, palloncino all'interno della coronaria, dilatare e apporre quella che sempre volgarmente definita retina, che noi chiamiamo stent metallico. In questo modo un vaso che prima era ristretto o chiuso viene riaperto e quindi si dà nuova vita o si salva parte del muscolo cardiaco che sta soffrendo proprio per l'ischemia in atto.